Cenerella, Cenerella, sempre in moto, Cenerella. Disfa i letti, vai in cantina, fa sul letto, vai in cucina. Cenerella. Cenerella, Cenerella, sempre in moto, Cenerella. Sul soffitto, giù in cantina, disfa i letti, vai in cucina. Lava i piatti, fuoco accendi, poi lavati le tendi. Comandan sempre loro e ripetono tutti in coro, al lavoro. Al lavoro, Cenerella. Ah, guarda un CP, hai visto un CP? Giacomo. Ah, è il nostro. Ah, è il nostro? Sì, è la mamma. Ah, sembra il telefono. Già. Pazzesco. Ragazzi, partenza, arrivederci, ciao. Eccola, bravo assistente cameraman. Ecco, però vedi Giacomo, ogni volta che noi diciamo ah che bella una roba, hai visto, testimone anche te, prendiamo la macchina fotografica e finisce, ti ricordi che c'era la montagna, gli alberi con i colori autunnali, la natura, e adesso guarda, case, i bancali fuori, distributore abbandonato e non ci sono più gli alberi autunnali. Cioè, non si fa ste robe, digli, destino o natura, cioè quelle cose lì non si fa. E anche l'autovelox, guarda l'autovelox, che bello l'autovelox di montagna. Guarda, Pesa troppo. pesa la troppo? macchinetta. Adesso spegniamo, passa qua. Pesa 20 volte di più della mia. Lo so. Italia, scusa perché stavo parlando con Giacomo, gli stavo dicendo guarda che meraviglia il parco naturale, ma è il caso che guardi anche tu, guarda che meraviglia, ecco, e adesso che ti ho acceso inizia a casa come sempre. Comunque digli Giacomo cos'è il parco naturale che stavamo discutendo. Non mi ricordo. Come non ti ricordi? Sto bambino ha problemi in memoria a breve termine, ma è una roba incredibile. Ragazzo, questa è l'Alessia che indica il mio pisellino quanto lungo è, esatto, e dice che se lo usi con tutta quella dimensione lì, no, non si può, è troppo grande, mi fa male, hai capito? Comunque questo è il posto dove pranzeremo. Vabbè, più o meno, diciamo che l'altra volta c'eravamo stati con Scarosso e quindi ci stavamo di muso. Adesso con Pulmin, no, vedi, mi tocca mettermi di taglio, però dalla finestra della cucina della sala da pranzo dove adesso pranzeremo e dove ti consiglio anche a te, anche se avevo già fatto la puntina all'epoca, guarda che belle riprese che fai, singano così a casaccio, sì, perché devi apprezzare il momento, no? Vissuto così catarticamente. Sì, guarda che bel pratino dove correre felice, come Heidi. Giorgi che corre felice sul prato. No, era Jordi. La ricetta di oggi è la famosissima. Giacomo, cos'è che mangiamo oggi? Pastizza. E cos'è la pastizza? Racconta. Un esperimento di Fritz. Ma com'è fatta? Dai, possiamo svelarlo perché noi siamo buoni, non siamo taccagni. Non con dire le l'ultimo idee. ingrediente, quello segreto speciale, Esatto, come fa la esatto. Coca-Cola, mette tutti gli ingredienti a parte quello speciale che la rende diversa dalle altre. Allora, Eh. gli metti il pomodoro Sì, ma cos'è? Dove lo metto il pomodoro? Nel pollo? nella pizza. Nella pizza? Nei maccheroni. Quindi la pasta a maccheroni o tortiglioni, perché qualcuno la chiama tortiglioni. Da noi si chiamano maccheroni. E poi tagli a cubetti la mozzarella. Sì? La metti un pochino a riscaldare. Sì? E poi la metti dentro e è fatta. Solo pasta e mozzarella? No, ti sei dimenticato altri Il due pomodoro. ingredienti. Bravo, il pomodoro, la passata di pomodoro e un altro ingrediente fondamentale. L'origano. Bravissimo. No, ridendo e scherzando, è veramente fantastica. Fatta proprio con i maccheroni rigati. E da stare attenti alla mozzarella, a tagliarla a cubetti tra virgolette piccolini, cioè che non faccia i grumi, perché praticamente per ogni maccherone dovresti comunque mettergli dentro un po' di mozzarellina. Se uno a tempo è veloce e bravo, dopo averli cotti gli infila la mozzarella dentro il maccherone, ma sai che impresa? Momento toilette del CP, caro mio CP. È vecchiotta il CP, sai? Passaggio, rifinitura. Riassumendo, ragazzi, tortiglioni sono quasi pronti, quelli trafilati al bronzo, roba buona, e 11 minuti di cottura. Dopodiché, ma non posso filmare mentre cucino, mi serve un cameraman, comunque un fiato di immaginazione. Scolo la pasta, che metto il pomodoro, remeno un pochino, no, ok, mentre la sto continuando a remenare, metto la mozzarella. 10-15 secondi di girata con la mozzarella, servo subito nei piatti e spruzzatina di prezzemolo, origano, quello che viene da Gallipoli. Sì, senti il bambino che mi insegna a cucinare. Allora, Cosa faresti? Dieta. Perché è venuto un petozzo. cucini la
la pasta con il pomodoro Senti a qua. parte e poi in un'altra pentola la mozzarella per tu capio? poco, per meno, così Per meno tempo. diventa un po' densa. Ha ragione, ma, però. ma non è troppo densa. Esatto, poi te la aggiungi sopra alla fine, perché se te la metti cruda sopra alla fine te la mangi cruda e raffredda la pasta effettivamente, per quello io la metto quando sto mescolando, però vabbè, forchetta, coltello e teterancia, dai, via. Questo è il problema, vedi? Che vengono i petozzoni, vabbè, ne abbiamo messa anche tanta, poi la Alessia me l'ha data tutta a me giustamente, forchetta e coltello e dai, va benissimo così, buon appetito! Grazie megatità. Lasciamo stare un attimo i colori che siamo in penombra, però Italia, questa è la pastizza, è buonissima, salvio la collina in bocca, buon appetito, ciao! Ma, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mom, take these guns away from me. I can't shoot them anymore. Sei felice, cane? Che devi fare il giro anche te? Sì, tutti quanti, tutti quanti, tutti. Amy! Un sacchetto dell'immondezza. Parco naturale delle Dolomiti Furlane, patrimonio UNESCO, là, fate una cultura. Guarda che bella casetta, guarda qua. Che a volte l'architetto... Sono il cuoco pancio. E sei cuoco panzone? La aver girato il foglio del progetto non so quante volte, guarda che misteri. Ragazzo, volevo cogliere l'occasione per dirti che qui a Cimolais, come puoi vedere, c'è anche l'area camper, adesso non so se è a pagamento, se è attrezzata, cos'ha, perché a volte esistono dei parcheggi che vengono chiamati aree camper, so che sembra assurdo però è vero, e come panorama e posizione mi sembrerebbe veramente bella e tattica. Sì, credo sia gratuita Italia, la prossima volta veniamo qua, magari anche col gruppetto, quasi quasi facciamo un weekend qua, perché guarda che bella visuale che hai, guarda il camperista qui. Sì, dai, è un parcheggio, abbiamo solo un piccolo dubbio perché ci pare di aver visto tipo di un gruppetto di rom. Da qui in poi, nonostante sia stato visto anche con Alessia questo bellissimo posticino, c'è una sorta di parco che segue questo torrente in secca, il Cellina, e è come dire, è tutto adornato di giostrine, di tavoli da picnic, quindi insomma un piccolo angolo di paradiso che non so perché siamo andati a Barzi se non qui, però va bene così. Ah no, non è vera quella degli zingari, diciamo che qua a Cimolais si abitano tutte popolazioni dell'est, perché vedo tutti i gruppi parlano tutti tipo rumeno, quelle parti là, quindi probabilmente sì, sono una sorta di, se quelle città gemellate, cose del genere, sono quindi qua è tutta zona rumena, da quel che vedo. Praticamente hanno fatto una specie di griglia party. Un'altra ricarica bike station come quella che abbiamo visto giù in Abruzzo. Forse era qui da fare i raduni, perché noi giriamo, ma i posti più belli, con tutto rispetto Italia, ma a fine destino vuole ce li abbiamo sempre noi qua. Poi io adesso che sono cicloturistico, tutte queste stradine, cioè la morte mia. Guarda Pampino, vieni, guarda che zoomiamo, facciamo vedere a tutti quanti. Vedi?
Questa è una macina, difatti questo è chiamato il percorso dei mulini. Che bello, il fazzoletto tra gli alberi, quanta poesia! Permesso cane, non so, te indosso. È Gira dall'altro vero, lato, guarda dai. l'impronte di cervo. Prima che l'Emily distrugga. Non trovo percorso. Sì, avanti, cammina, erbetta. Ce ne sono due. È pieno di impronte, di cervi. Una più alta e una più Che basso. fortunato questo pampino. Dall'altra parte. Dove devi andare? Dove devi andare? No, ma là ci sono le impronte. È tutto per asciugare. Uno centrale. E cosa dici che sia? No, un lupo è impossibile. Perché è impossibile, dici? No, perché il lupo ha 5 polpastrelli. Ah, ok. Piccolini. Io non sapevo. Bum 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 bum. Bum 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 bum. I feel free. Non male, eh? Adesso aspetta perché stiamo catalogando tutte le cacche. È vero, sì, ovviamente questo te lo diciamo da ignoranti, nel senso che non sappiamo cosa sta succedendo qua, ora, in questo momento, in questo periodo. Però effettivamente anche Alessia mi fa ricordare che qui dove eravamo c'era dell'acqua, ok? C'erano dei piccoli torrentini. E adesso invece è tutto secco. Caccuni. Bene Italia, hai avuto modo in qualche modo di tastare, di assaporare un fine settimana, perché mi stanno facendo sul cazzo del weekend, ok? Così, in una tranquilla località di montagna, no? Del Friuli, siamo proprio al confine Veneto-Friuli, così, in famigliola, col camper, che insomma secondo me è una delle attività più, come si può dire, non richieste, più standard del camperista, no? Ossia zappare la famiglia e andare un attimo a rilassarsi. Poi per carità ci sono anche quelli che prendono la bici, fanno 1600 metri e vanno a farsi male coi roller, eccetera eccetera. Però vedi, se vuoi farti un bel weekend o anche un weekend, ecco l'ho detto, porca miseria. Comunque se vuoi fare sta roba, ok, ti ho dato l'ennesimo spunto, ho fatto vedere i rubinetti, ti ho fatto vedere tutto quanto, ti sperimenterò quell'area camper o quel parcheggio nelle prossime puntate e basta, sai cosa fare. Ciao belli, alla prossima! No, forse non è un bel posto con le famiglie, perché io non sono razzista, però sono arrivati sti rumeni, hai visto, davanti a noi, rumeni, dico rumeni perché si vede dall'accento, magari sono di altre razze, non lo so. E niente, ci hanno visto, ci hanno guardato, ci ha tirato fuori il pisello e ci ha pisciato davanti, c'è quel bambino e l'Alessia, ci hai capito? Quindi purtroppo sì, ripeto, attenzione, non è un canale razzista, i nostri amici la Slovenia, la Romania, perché abbiamo più rumeni, sloveni, macedoni eccetera che ci seguono, sono dei tuoi affezionati, indipendentemente dalla razza, ok? Il fatto è che noi siamo abituati, anche quando ci ubriachiamo spolpi, se vediamo una famigliola ci ridiamo un po' di contegno e soprattutto non gli tiriamo fuori l'uccello, ecco, davanti alla signora bambino.